Perché noi a una certa età non lo sappiamo neanche dove è gli uffici. Per il massimo sappiamo dove è il CUP. Medici di famiglia, malcontento e rabbia a San Biagio di Callalta. Dopo la morte improvvisa del dottor Giorgio Schiavon, 1660 mutuati di Olmi e Fagarè si sono trovati senza dottore e la soluzione individuata ha creato malumori e disagi. I pazienti sono infatti stati dirottati su 6 medici di famiglia di Treviso con una suddivisione per ordine alfabetico dei cognomi. Quindi, oltre al viaggio, spesso le famiglie sono state divise. Ogni giorno, quotidianamente, ricevo telefonate di lamentela dei cittadini per come viene gestita in questo momento l'assegnazione dei medici di famiglia. Il comune ha anche messo a disposizione degli spazi. Il distretto, dove ci sono 4 ambulatori, li abbiamo messi nella disponibilità dell'ULSS affinché possano spostarsi questi medici qua. Però vediamo che ad oggi ancora questa cosa non è partita. I cittadini stanno avviando anche una raccolta firme per chiedere di avere il medico di famiglia nel proprio territorio comunale. L'azienda sanitaria fa sapere di essere pienamente consapevole del problema, frutto della carenza di medici che sta mettendo in crisi l'intero sistema sanitario nazionale. Nel caso specifico, San Biagio fa parte con Treviso e Silea di un ambito territoriale. Nello stesso ambito, un medico di famiglia che risulta vincitore, assegnatario di un posto di medicina di famiglia, può scegliere, ripeto, a proprio insindacabile giudizio, dove aprire l'ambulatorio. Noi abbiamo avuto di fatto 4 giovani professioniste stimate che hanno vinto l'incarico e hanno scelto a proprio giudizio di iniziare l'attività in quel di Treviso. Semmai sono venute incontro all'esigenza della comunità di San Biagio, diciamo incoraggiate dall'amministrazione e l'amministrazione comunale che ha fatto tutto il possibile per rendere accogliente la realtà di San Biagio, sono state dichiarate disponibili a presenziare a turno settimanalmente in quel di San Biagio. Prossimamente ci saranno dei nuovi turni di assegnazioni di medici di famiglia. Quindi bisogna vedere se nelle assegnazioni di giugno e luglio ci sarà qualcuno dei professionisti liberi e disponibili e titolati a farlo che sceglierà di insediarsi in questo ambito. La stessa cosa verrà ripetuta fra, mi pare, agosto e settembre e un'altra volta ancora a fine anno.